Io ero in vacanza al mare e sono stato avvisato dai vicini che il mio cagnolino era stato attaccato da un lupo. Sono corso a casa e mi hanno raccontato quello che è successo. Ho iniziato a cercarlo qua nei dintorni, ma niente, non lo trovo. Non solo avvistamenti o avvicinamenti alle persone per cercare cibo. Ora il lupo, che da oltre un mese viene segnalato tra i comuni trevigiani rivieraschi del Basso Piave, ha attaccato. All'alba, in via Foscarine, a Fagrè di San Biagio di Callalta, la sua presenza è stata segnalata da diversi residenti fino a quando, nel cortile di questa abitazione, il lupo ha aggredito un cane. C'è stata una lotta tra i due animali. Ad avere la peggio il cagnolino Meticcio, che è stato azzannato alla gola. Alla fine è riuscito a liberarsi dalla morsa del lupo e a scappare nei campi. Nel primo pomeriggio, dopo ore di ricerche, il proprietario l'ha ritrovato agonizzante e l'ha portato dal veterinario, che ora sta cercando di salvarlo. E questo non è l'unico episodio delle ultime ore. Sempre in via Foscarine il lupo ha sbranato una gallina. Stamattina alle 6:30 ho sentito le galline che era spasemai, dice. E sono venuto per qua, ho visto sto lupo con questa gallina in bocca, mi sono messo a osare e partivo. È la prima volta che lo vedete qua? No, l'ho visto ancora perché l'ho visto, ho fatto vedere foto, l'ho visto qua dietro casa mia, il 20 luglio, 2 volte. Non è la prima volta che viene qua, è mesi che gira. L'aggressività di questo lupo sta facendo preoccupare i cittadini, che ipotizzano possa esserci in zona più di un esemplare, oltre a quello zoppicante ed apparentemente mansueto segnalato più volte tra Maserata, Breda e Ponte di Piave. Siamo allarmati perché noi, avendo una bambina piccola di 7 anni, siamo preoccupati perché anche la bambina è intimorita. Adesso che sa che c'è il lupo, non usciamo, hai guardato fuori, fai attenzione. Insomma, abbiamo dei timori anche noi perché appunto ci teniamo all'incolumità della bambina, ci mancherebbe. Di certo, dopo questi episodi si è alzata la soglia d'allarme dei residenti, che chiedono alle autorità di intervenire per riportare il lupo nel suo habitat naturale, che non è certo quello della pianura del Piave.